Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli e voi, fedeli tifosi del nostro club, avete appena ricevuto una notizia che potrebbe stravolgere il nostro attacco nella prossima stagione. Come sempre, qui sul canale, vi portiamo in prima persona il dietro le quinte del mercato che sta delineando il futuro del Napoli. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché la notizia di oggi riguarda due grandi nomi, Victor Osimhen e Rasmus Djulund. E un possibile accordo tra Napoli e Manchester United potrebbe suggellare uno degli affari più importanti dell'estate europea. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Manchester United starebbe ancora cercando di ingaggiare Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano che, nonostante sia in prestito al Galatasaray, è ancora di proprietà del Napoli. Il club inglese, che vede in Osimhen il nome ideale per ricostruire la propria linea offensiva, sarebbe disposto a inserire nell'affare il giovane danese Rasmus Djulund. La proposta, se realizzata, non solo renderebbe più facile per De Laurentiis soddisfare la sua clausola da 75 milioni di euro, ma fornirebbe al Napoli un rinforzo immediato, giovane e con un margine di crescita assurdo. Djulund, appena 21enne, ha già dimostrato di essere un attaccante esplosivo, dotato di forza fisica, buon posizionamento e capacità di concludere con entrambe le gambe. Non ha avuto una stagione facile all'Old Trafford, ma è proprio su questo punto che Giovanni Manna può agire da stratega. Portare un talento in fase di rientro e ricostruirlo sotto la guida di Antonio Conte. L'idea della dirigenza partenopea è quella di mantenere Romelu Lukaku come punto di riferimento in attacco, ma di aggiungere un nome che possa giocare al suo fianco o sostituirlo, a seconda del disegno tattico della partita. Con la pressione della Champions League in calendario, il Napoli ha bisogno di profondità e intelligenza negli acquisti. Uno scambio tra Osimhen e Djulund, abbinato a una contropartita economica, potrebbe trasformarsi in una delle mosse più azzeccate di questa finestra di mercato, se condotto con lungimiranza e cautela. In questo modo, il Napoli non solo rinnoverebbe l'attacco con gioventù e potenza, ma si aprirebbe anche uno spazio per nuovi equilibri nella rosa, senza perdere in incisività nel settore offensivo. Ora vogliamo sentire voi, tifosi del Napoli, approvereste la partenza di Osimhen se in cambio arrivasse Djulund? O pensate che il club debba tenersi stretto il nigeriano fino all'ultima offerta in denaro? Commentate la vostra opinione qui sotto e rafforzate il dibattito. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento sul dietro le quinte, lasciate un super ringraziamento per supportare il canale e continuare a ricevere tutto ciò che riguarda il nostro glorioso Napoli.